Salve a tutti e ben ritrovati a Di Arte. Riparte un'altra settimana all'insegna dell'arte, dedicata all'arte appunto, e vado subito a presentarvi un'artista molto conosciuta e che sono contenta di accogliere qui, che ci terrà compagnia per tutta la settimana, e questa è Franca Gualmini. Ciao Franca, Ciao, salve a tutti. Piacere di averti qui, piacere di averti nel nostro studio e di conoscere la tua attività artistica. Dicevo prima al nostro pubblico che ci segue da casa che tu sei un'artista conosciuta, molto conosciuta, e parleremo anche dei tuoi successi, dei tuoi traguardi in Italia, all'estero, ma non sei solo una pittrice. Principalmente sei una pittrice, ma non solo, perché ti occupi anche di poesia, di scrittura, sei anche una scrittura. Ecco, giusto per introdurre la tua arte e per cui sfruttare questa, diciamo, questo primo step, questa prima puntata, di una lunga serie, vorrei che tu ti presentassi e che tu dicessi al nostro pubblico di cosa ti occupi veramente in generale. Sì, allora, principalmente, come dicevi tu, sono una pittrice ed è la mia passione da tantissimi anni, da quando ero ragazzina, ed è anche ricerca, ed è anche soddisfazione, ed è anche lavoro, è impegno, è mostra, è tutto. È Però, fatica, è immagino. fatica, sì, ma ultimamente ho anche provato a introdurre i miei quadri attraverso le parole, e quindi è nato questo piccolo libro dove io Questo ho libro che si chiama? che si intitola Parole e segni nel blu, dove il blu è il colore dominante, diciamo, perché è un piccolo viaggio fantastico dalla riva del mare, scendo nelle profondità marine, anche se non ho mai nuotato, e risalgo in Appennino, dove sono nata. Quindi diciamo che è un viaggio fantastico, dove però appunto cerco di introdurre, non descrivere, i miei dipinti attraverso le parole, poche parole. Quindi piccole poesie haiku, chiamiamole così, poesie brevissime che introducono un po' il perché dipingo anche, quindi sono diciamo proprio poche parole introduttive, ecco, che spiegano un attimo i miei dipinti. Ok, l'idea di questo viaggio immaginario, tema che poi, se vogliamo, è molto utilizzato in letteratura, no? E grandi classici lo dimostrano. L'idea di questo viaggio immaginario che tu compi dagli abissi fino all'Appennino, un po' biografico, un po' introduttivo della tua non solo biografia personale, ma anche biografia professionale, no? È molto interessante. Parlavi di paesaggio marino, parlavi di profondità degli abissi. E ovviamente questo si lega perfettamente, forse casualmente, non so se è stato fatto apposta, con i quadri che invece abbiamo dietro le nostre spalle, che sono evidentemente, palesemente, hanno un tema marino, hanno sì, un tema sì. diciamo acquatico, se così si può dire, e sono stati concepiti insieme. Il Esatto. blu ritorna soprattutto nel primo, non credo che la scelta delle cornici sia casuale al contenuto di un quadro. Ecco, mi piacerebbe che tu, qui lo vediamo meglio noi, mi piacerebbe che tu parlassi di questi quadri, come, quando e perché il paesaggio marino. Allora, sì, queste sono miniature, sono piccole miniature. Le prime sono state presentate in Piazza San Marco a Venezia nel 98, allo Spazio Carlo Scarpa, ed erano piccole ricerche che avevo fatto sull'utilizzo dell'oro. Qui infatti ci sono dei pezzettini di catena d'oro applicati. E avevo fatto questa ricerca sull'oro, su come è stato utilizzato l'oro anche nell'antichità. Avevo cercato questo, quindi ho usato l'oro in polvere, quindi ho usato l'oro su ceramica, pezzi unici, poi ho usato l'oro in polvere anche sulla carta, e ho usato la foglia d'oro, poi ho provato a usare, insomma, tutti i modi in cui è stato usato l'oro. Questo è un altro modo, forse un po' diverso, a cui nessuno si è accostato, per cui andavo a cercare piccoli pezzetti dai miei amici orefici che ricomprano oro vecchio, andavo a cercare piccoli pezzetti di catene, pezzetti di spille, di orecchini, e li applicavo alle tele o alle ceramiche. Dai. Sì, e poi sono stati presentati insieme alle grandi tele, cioè usavo
grandi tele, riproducevo il soggetto, diciamo, più in piccolo su ceramica o su carta, usando l'oro. E questi sono stati presentati lì nel 98 in Piazza San Marco. Questi sono invece questi due quadri sono più recenti rispetto ad allora. Sì. Li ho fatti successivamente. E sono due fondi marini dove le mie forme, io le chiamo forme biomorfe, sono omini volanti, sono forme che mi caratterizzano, questi omini, trasparenti spesso. In che senso ti caratterizzano, Mi Franca? caratterizzano perché sono un po'... Scusami se Sì, no, chiedo adesso chiarimenti, non è cerco di perché spiegarti è solo perché mio giustamente il significato pubblico non ti... simbolico. Esatto. E mi caratterizzano un po', insomma, mi conoscono in molti per queste forme che uso dentro i paesaggi, che siano fondi marini, che siano paesaggi... Forme non sempre riconoscibili a quanto non pare. sempre, no, non riconoscibili, sono molto stilizzate, sono forme trasparenti o proprio io li chiamo mini volanti. Ecco, Molti qui li ne chiamano vediamo un altro angeli. esempio, vediamo un altro esempio, è sempre il tema marino. Sì, questi sono due delfini Sì. dentro una bolla, una bolla di sapone, diciamo così. Non sono mini volanti, però anche i miei omini si assomigliano molto ai delfini, spesso hanno la coda, le ali. Ok, cosa intendi per omini volanti? Cioè, Spiritelli, forme dalla natura spiritelli, sia positivi antropomorfa che negativi, ok. sì, anche antropomorfi, sì, Ok. perché li uso anche, a volte li ho usati questi omini sotto forma di vegetali oppure diventano animali, vegetali, insomma però in genere sono proprio, rappresentano, siamo noi, sono la nostra anima priva di fronzoli, cioè sono molto stilizzati, trasparenti e diventano della materia di cui siamo fatti, che può essere vegetale, può essere di qualche materiale, fatti anche di legno. E questa è un'altra è un'altra faccia, diciamo, della tua ricerca, perché tu Sì. parlavi dell'oro, no? Sì, Di queste sperimentazioni, sì. di queste ricerche, di cui sicuramente mi piacerebbe parlare e che mi piacerebbe approfondire, quindi ci ritorneremo quando affronteremo meglio le tue tecniche a questa ricerca, a questa sperimentazione sull'oro, sulle lamelle, diciamo, d'oro. Dall'altra parte, mi sembra di aver capito, un'altra parte della tua ricerca è proprio su queste forme, che non è, forse non si può proprio definire una ricerca, ma si può definire parte integrante del tuo modus operandi, diciamo, del tuo, una tua cifra stilistica, no? Sì, ma io ho cominciato, guarda, tantissimi anni fa con i paesaggi semplicissimi, poi paesaggi iperreali, cioè paesaggi molto molto aderenti alla realtà. Da questi paesaggi sono passata al periodo, io li chiamo periodi, no? Al periodo ho dipinto tantissimi animali, poi sono tornata al paesaggio, mescolando anche queste forme animali, quindi serpenti, uccelli, e dopo è uscita questa forma che unisce vegetali, uccelli, animali, pesci, ed è uscito l'omino volante come sintesi di tutte queste forme, che sono state un po' questa mia ricerca però sono forme simboliche. Artisticamente, ti faccio una domanda un po', non so se puoi darmi una risposta. Mi hai detto, ho attraversato diverse fasi nella mia carriera professionale, nel mio divenire artistico, no? Il periodo in cui dipingevo paesaggi, che si è evoluto nell'introduzione dell'essere diciamo animale, che poi si è evoluto ancora in questa forma un po' antropomorfa che si legava insieme con l'animale, insomma. Artisticamente l'evoluzione, il viaggio, ritorniamo al viaggio, il viaggio dell'artista Franca Gualmini era più completo quando hai introdotto questa figura dell'uomo volante, Sì, sì, sì. Sì, perché io sono di fondo una surrealista, anche se sono passata attraverso l'iperrealismo, sono una surrealista, però la fantasia per me è determinante, cioè importantissima. E proprio attraverso la fantasia sono arrivata ad avere una mia personalità anche dentro la tela. Certo. E questa mia personalità si esprime descrivendo non solo me, perché l'omino volante sono anch'io, o la figura o la forma che si allaccia in due forme,
non sono solo io, siamo noi. Quando ho cominciato a descrivere i rapporti umani, che sono questi omini che si intersecano, vivono, si allacciano, si amano, litigano, insomma, si rapportano tra di Certo, si loro, no? Ecco, si relazionano. relazionano, lì ci sono io, quindi io ho raggiunto, diciamo, in questa essenzialità di questa forma così semplice e così trasparente, ma non solo trasparente, perché l'essere umano è formato da tanti stati d'animo, da tante emozioni, da tanti momenti, e io mi ci ritrovo, quindi comunque Certo. ci sarà sempre, anche se a me piace, non mi piace fossilizzarmi nelle stesse cose, insomma non mi piace dipingere le stesse cose. Cioè dico adesso vabbè perché mi conoscono per questa cosa qui, io continuo a fare questa cosa qui perché mi ha dato più soddisfazioni, no, a me piace proprio ricercare. Quindi magari domani mi metto e mi rimetto a fare un cavallo molto figurativo, capito? Certo. Dipingere un cavallo, però in fondo dentro al bosco magari ci piazzo il mio omino, perché io da qualche parte ci sono No, lì te lo chiedo Franca e perché... mi localizzo, cioè capito, Sì, 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 mi sì, ho capito. focalizzo dove sono io, dove mi sento più. Più che altro è anche un modo, qualcosa che rappresenti una cifra stilistica dell'artista è messa lì per testimoniare la presenza dell'artista stesso, quindi è questo che mi vuoi dire, cioè l'omino in quel suo senso testimonia, accerta, verifica, vivifica la mia presenza, quindi è interessante per questo. Sì, Ti ho chiesto questa cosa, ti ho chiesto della completezza che questo passaggio di ricerca e di sperimentazione ti dava o meno, perché come tu saprai, spesso nella vita di un artista, soprattutto quando questo artista segue un percorso di ricerca, di sperimentazione, non subito, non sempre si trova ciò che si cerca, non sempre si sa sì, più che vero. altro ciò che si cerca. Si cerca qualcosa, di sicuro. Sì. Si cerca una componente che faccia sentire l'artista soddisfatto, completo, si cerca un contenuto, una forma, uno stile, un colore che possa essere espressione, possa essere estensione dell'artista stesso. Spesso non si trova, spesso sì. Per questo ti ho chiesto se arrivare alla fase dell'omino volante, piuttosto che della natura antropomorfa, piuttosto che di queste forme spiritali un po' vere, un po' surreali, ti completasse, solamente per questo. Io comunque chiudo questa parentesi e forse soprattutto nei tuoi primi quadri non ho potuto fare a meno di notare, ecco qui adesso scorrono le immagini, questa è una delle... Il periodo animali, questo è un gufo. Questo è un gufo che è stato fatto Questo è un UFO che però su una ritorniamo favola. ancora a dire che è una presenza fantasmica, diciamo, Fantasmica, esatto, ma infatti è stato fatto su una favola, la Mhm, favola del libro che era stato scritto all'Abetone da Saverio Zanni, mhm. Storia, cucina, bugie, dove raccontava questa favola in mezzo a queste ricette, aveva messo varie cose dentro questo libro molto bello, aveva messo questa favola del gufo azzurro del fosso del mago, un gufo che era un animale stupendo azzurro che compariva e riappariva, compariva e scompariva solo a chi voleva lui, solo a certe persone elette che amavano i boschi, che amavano la natura. Quindi io, in base a questa favola, ho dipinto il gufo azzurro del fosso del mago, ispirandomi a questa favola di questo amico, che purtroppo non c'è più, Saverio Zani, alla casina a Betone. Abbiamo fatto varie mostre anche alla Betone, dove ci si incontrava artisti emiliani e toscani, e quindi io ispirata da questa favola, di questo libro, feci questo. Però sempre del periodo degli animali. Questo fu del periodo in cui ero proprio dentro proprio ero Ecco, descrittiva. cosa detta i periodi che attraversi artisticamente, i contenuti dei tuoi quadri? Cioè, da cosa sei ispirata? Cos'è che ti dice di seguire un tema? Cos'è una Ma lettura, penso un alla tuo periodo comunicazione, sì, al desiderio di comunicare. Per me arte è comunicazione, cioè dipingere è comunicazione. Non solo perché c'è il momento di solitudine in cui uno fa il quadro, ma poi pensa sempre cosa dirò, cosa voglio dire. C'è qualcosa di più che voglio dire qualcosa di più profondo che dentro di me
quindi io sono l'animale. Certo, Capito? è un modo di esprimersi, tu Ecco, dici, di cioè, comunicare. però io mi sono sentita per parecchio tempo molto in sintonia con gli animali, io li amo tantissimo Ok. tra l'altro, quindi E in quel momento quella era l'unica cosa in grado se di io mi sentivo rappresentarti. gatto, io mi sentivo cane, io mi sentivo cavallo, allora dipingevo in base alle mie sensazioni, Certo, certo. al mio stato d'animo, a quello che mi sentivo di essere. Benissimo Franca, io purtroppo ho terminato il tempo che abbiamo a disposizione, per cui ti saluto, Bene. ci vediamo domani, Sì. sempre qui a Di Arte, anche con voi, mi raccomando seguiteci a Di Arte con Franca Guaglini. Ciao a tutti!